Io sono Bruno Dalmonico e sono uno dei soci della Dalmonico SRL, che è presente qui a Vicenza dal 1888. Praticamente io sono la quarta generazione. Il negozio è stato aperto dal mio bisnonno ed era un incisore di metalli preziosi. Siamo diventati una piccola realtà artigiana, prima con i timbri, poi con gli anni 60 abbiamo avuto il boom dei lavori per oreficeria e in seguito abbiamo aperto un'azienda a Castelnuovo di Isola Vicentina per la produzione di targhe. Io sono quello che ha sviluppato la serigrafia per questa azienda. Sono entrato nel 75 dopo essermi diplomato a Rossi, sono entrato in azienda il giorno dopo. Ho continuato a trasformare quello che c'era per portarlo a diventare un'eccellenza dell'artigianato vicentino nel mondo. Ho deciso di candidarmi al titolo di maestro artigiano come completamento di una storia familiare che appunto passa per 4 generazioni. Sapere di poter lasciare qualcosa di quello che è stato fatto alle generazioni future. Io ho 2 fratelli più giovani di me e poi ci sarà sicuramente mia figlia che sarà la 5ª generazione. Sono convintissimo che il rapporto scuola-lavoro sia una cosa fondamentale, perché solo attraverso il rapporto scuola-lavoro si riuscirà ad avere dei ragazzi formati e consapevoli di quello che andranno incontro.